giganti Orizzonti Blu, un programma sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'associazione Cielo Terra Mare. Siamo a Tavagnacco alla festa dell'asparago. La riuscita dei percorsi turistici dipende anche dai percorsi enogastronomici e sicuramente l'asparago bianco del Friuli è una privatezza che va mostrata e va divulgata sempre di più ai nostri turisti, ma non solo, anche alla nostra popolazione, e questa è la grande festa dell'asparago a Tavagnacco. La commissione giudicatrice della 71esima mostra degli asparagi, riunitasi in data odierna 6 maggio, composta dai tecnici regionali Vanni di Tavagnacco della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali e della Montagna, Costantino Cattivello dell'ERSA, Stefano Vio della CIA, Elena Lorigiola della CIASE, Centro Istruzione e Assistenza Socio-Economica in Agricoltura della Coldiretti, Giovanni Cataruzzi della Proloco di Tavagnacco, Fabio della Schiava della provincia di Udine e Boschian Sergio, delegato regionale del Friuli Venezia Giulia, tecnico SOI, Società Ortofrutticola Italiana, visto il regolamento in corso, ha conferito i seguenti premi. Il primo premio nazionale lo ha vinto Domenico Ferraro da Rosà, Vicenza. Primo premio nazionale categoria Sciolti lo ha vinto Natalina Cuccarollo da Tezze sul Brenta. Primo premio regionale della categoria Mazzi è stato vinto da Luciana Furlanut di Fiumicello. Primo premio regionale della categoria Sciolti l'ha vinto Armando De Luca, sempre da Fiumicello. Primo premio locale della categoria Mazzi lo ha vinto Paolo Cossettini da Tavagnacco. Primo premio locale della categoria Sciolti lo ha vinto Claudio Ruffini, sempre da Tavagnacco. È chiaro che ormai questa mostra degli asparagi, giunta alla 71esima edizione, è diventata a tutti gli effetti una mostra nazionale. Vengono da tutta l'Italia per essere qui premiati e concorrere sulla qualità dell'asparago bianco. Siamo con il sindaco di Tavagnacco, Mario Pezzetta. Si è appena conclusa questa premiazione importante, signor sindaco, per la mostra degli asparagi di Tavagnacco, che ha premiato anche aziende a livello nazionale. Guardi, noi siamo particolarmente soddisfatti perché i giovani agricoltori hanno saputo innovare sia le modalità di produzione e sia si sono inseriti nella rete regionale di altri produttori, per cui l'asparago bianco, che era in difficoltà negli anni scorsi, può rappresentare un prodotto di nicchia, neanche tanto di nicchia, di qualità, che può soddisfare i palati dei buongustai regionali. Siamo in attesa anche della certificazione della DOP dall'Unione Europea. Questo è un ulteriore riconoscimento alla qualità di questo prodotto e quindi penso che dopo l'ottenimento della DOP l'asparago bianco possa guardare in faccia ad altre produzioni di nicchia di livello nazionale ed essere autorevolmente presente sul mercato. È chiaro che siamo ormai a livello nazionale, signor sindaco, abbiamo visto anche la presenza di importanti aziende di Bassano nel vicino Veneto e oggi l'ospitalità dei friulani nei confronti dei concorrenti, ma insomma è un po' come Tavagnacco e Bassano, sono i due principali poli ormai a livello nazionale. Certo, questa però è una tradizione quasi direi trentennale dell'amicizia con i produttori del vicino Veneto, della zona di Bassano, ma anche di zone di Padova, perché il confronto tra produttori del Veneto e i nostri produttori è veramente consolidato per raggiungere livelli veramente alti di qualità. Qual è la differenza, signor sindaco, fra l'asparago di Tavagnacco, l'asparago della nostra zona friulana rispetto a quelli dei vicini veneti? Ma direi che ormai le differenze si stanno colmando, perché ormai le tecniche di produzione con la pacciamatura, quindi con i nylon scuri eccetera, rendono omogenea la produzione. Noi abbiamo un tipo di terreno molto soffice che facilita la crescita dell'asparago. I nostri produttori cosa vogliamo dire? Quelli che concretamente lavorano per il benessere e per questo circuito enogastronomico turistico della regione Friuli Venezia Giulia. Io dico di tenere duro perché avranno grandi soddisfazioni dal loro lavoro. Siamo con Nicola Bacor, presidente della Proloco di Tavagnacco.
Presidente, una grande soddisfazione oggi, abbiamo visto aziende a livello nazionale essere state premiate qui a Tavagnaco, che diventa un po' il centro, grazie anche alla Proloco e grazie anche alla Regione, grazie all'assessore Enrico Bertossi abbiamo visto i risultati di questa giornata. Noi siamo orgogliosi di poter rappresentare, di poter appunto farci come prima fila in questa iniziativa. Siamo ancora più orgogliosi perché vediamo che il nostro lavoro può andare finalmente a contribuire a un progetto regionale, il progetto Bianco e Bianchi, appunto ideato e promosso dall'assessore Bertossi. La nostra volontà c'è, noi ce la mettiamo tutta per poter appunto far richiamo e far conoscere il più possibile l'asparago bianco friulano non solo in regione ma anche fuori. Questo è il nostro impegno, siamo convinti che con la collaborazione dei produttori e delle varie associazioni che promuovono, Proloco o non, l'asparago bianco, si riesca a fare un bel lavoro e appunto a creare quell'attrazione per il turista che appunto arriverà. Presidente, quante sono le aziende che operano qui nella nostra regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che così bene portano avanti il nome dell'asparago bianco? Allora, se non sbaglio, perché io non essendo produttore tanti dati non ce li ho in mente, dovrebbero essere 22 aziende che fanno parte dell'associazione per la valorizzazione dell'asparago bianco friulano. Qui sul nostro territorio sono circa 8 produttori che sono consorziati nell'Agricoop locale. E qui a Tavagnaco, primo premio nazionale ha vinto Domenico Ferraro, che è un vicentino da Rosà di Vicenza, dove si produce l'asparago di Bassano. A lei il commento? Sì, non so cosa posso dire. È contento? Sì, contentissimo. Posso ringraziando qui gli amici friulani, specialmente il Presidente della Proloco, non è la prima volta che vinco questo premio, comunque ne ho vinti già parecchi. In questa manifestazione è circa dagli anni 70 che partecipo, che circa dal 70, sono circa 35-36 anni che ho partecipato, ne ho vinti 18 fino adesso nazionali. Presidente, bisogna ricordare che oggi è il 6 maggio. Il 6 maggio significa per i friulani una data storica che ancora ci ricorda il tremendo terremoto. Io ricordo che ero al liceo il 6 maggio del 76. Mi diceva Ferraro che tra Tavagnaco e Bassano loro sono alla 72esima edizione e noi alla 71esima edizione, solo perché abbiamo perso il colpo un anno col terremoto. Esatto, purtroppo quell'annata lì non siamo riusciti, non io perché io ero allora piccolino, ma i miei predecessori per ovvi motivi non sono riusciti a organizzarla e quindi è saltata, se no saremmo a pari. Siamo con l'assessore regionale al turismo, dottor Enrico Bertossi, qui a Tavagnaco alla mostra degli asparagi. Assessore, abbiamo visto veramente aziende importantissime, addirittura a livello nazionale, che vengono qui a Tavagnaco. Oggi però è il 6 maggio. Prima di tutto volevo farle fare una ricorrenza, una testimonianza, insomma un ricordo per i nostri friulani il 6 maggio, prima di parlare di questo grande e importante avvenimento enogastronomico. Il 6 maggio del 76 poteva essere la data della morte del Friuli, invece è stata la data della rinascita del Friuli. Sono passati 31 anni di lavoro dei friulani che hanno fatto risorgere il Friuli e hanno ridato a questa terra un nuovo dinamismo, un'economia forte, una società che è molto convinta delle proprie possibilità e sicuramente un Friuli che viene guardato da tutto il mondo come un esempio. Sa perché le ho fatto questa domanda, Assessore? Perché questa è la 71esima edizione della mostra degli asparagi e Bassano, l'altro grande polo nazionale, ha 72 edizioni e i vicentini che sono stati premiati oggi sono venuti a costruire il Friuli e hanno sfalsato di un anno. Loro hanno la 72esima edizione e noi abbiamo la 71esima edizione. Ma questa è una cosa bellissima, che i friulani oggi sono diventati il centro nazionale per l'asparago, non solamente quindi locale ma nazionale. Certo, noi vogliamo far diventare il Friuli come una meta turistica per i gastronauti, per gli appassionati
del buon mangiare, del buon bere, in primavera attorno all'asparago bianco. Fra pochi mesi avremo la DOP, la denominazione di origine protetta per l'asparago bianco friulano, e attorno a questa DOP noi creeremo dei grandi eventi, tutti legati ai grandi vini bianchi friulani in abbinamento all'asparago bianco friulano. Dovrà essere la mecca degli appassionati di primavera, così come il Piemonte per il tartufo bianco e il vino rosso è in autunno. Siamo convinti di questo, abbiamo molta gente che lavora da anni a manifestazioni importanti, abbiamo creato un gioco di squadra e un programma unico e sarà sicuramente un decennio il prossimo all'insegna dell'asparago bianco e dei vini bianchi friulani.